sprovvedutati dalle banche, le associazioni che hanno votato sì all'accordo di Palazzo Chigi attaccano i due gruppi contrari e si dicono pronte alla piazza. Il governatore Zaia si faccia quel decreto in tempi rapidi. L'annuncio stamane con parole durissime, l'europarlamentare Elisabetta Gardini lascia Forza Italia, il partito sempre più distante dagli elettori, attacca, non c'è alcun confronto. Un'altra tragedia della strada a Padova, auto contro moto, perde la vita un centauro di 24 anni, gravissima l'amica che si trovava con lui. Brutta sorpresa a Vicenza per 6 amministratori di maggioranza e minoranza che ieri sera dopo un'animata riunione del Consiglio Comunale si sono ritrovati le auto danneggiate. Si finge sordo con tanto di falso certificato medico per elemosinare 17enne dell'Est Europa scoperto dalla polizia locale. Sposati da 55 anni, due ultra ottantenni padovani si sono ammalati contemporaneamente, insieme sono stati ricoverati e accolti nella stessa stanza d'ospedale. Nervesa della battaglia, set per un giorno della serie di Paolo Sorrentino, The New Pop, blindato il set sul Piave, residenti fieri che il loro territorio faccia da sfondo ad una produzione prestigiosa. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano il fondo per i risparmiatori truffati dalle banche. La tensione è sempre più alta, soprattutto dopo i dati pubblicati sul DEF, il documento Economia e Finanza. Sentiamo. Il teatro dell'assurdo, il DEF dà i numeri e sono numerini. Per il fondo indennizzo delle vittime del crack delle banche popolari ci sono 75 milioni di euro quest'anno, 325 milioni il prossimo e 425 nel 2021. E siccome la politica è un'opinione ma la matematica no, la somma fa 825 milioni di euro, che non è esattamente il 1,5 miliardi promesso, giurato e assicurato dal governo. Che fine hanno fatto i 675 milioni che mancano all'appello? I risparmiatori si innervosiscono, la pagina 128 del documento Economia e Finanza diventa virale, la questione è sempre più incandescente, ma il sottosegretario Massimo Bitonci butta acqua sul fuoco. È logico che più tardi e più in ritardo arriva il decreto, meno possibilità c'è di effettuare la maggior parte dei pagamenti nell'anno 2018 e quindi la programmazione corretta è stata una parte nel 2018, 2019, 20 e 21, quindi 1,5 miliardi rimane. Massimo Bitonci conferma lo stanziamento di 1,5 miliardi di euro per il fondo indennizzo risparmiatori tra il 2019 e il 2021. Le cifre che appaiono sul DEF sarebbero solo una previsione di cassa. Il vero problema però è che al di là dei tecnicismi il rubinetto dei risarcimenti resta congelato. Il Premier non più tardi di 5 giorni fa ha convocato a Roma le associazioni proponendo un accordo messo ai voti e promosso da 17 associazioni su 19, una maggioranza quasi unanime. E allora perché Di Maio continuerebbe a sostenere che se non sono d'accordo tutte le associazioni non se ne fa nulla? Per il Movimento 5 Stelle, le due associazioni che si sono opposte all'accordo hanno forse il diritto di veto? In tal caso una minoranza terrebbe in scacco tutti i risparmiatori che non la prendono bene. Il fondo non viene attuato perché c'è una minima parte delle due associazioni che non sono d'accordo. Bene, sappiate che da questa sera c'è uno stato d'allarme generale di tutti i risparmiatori. Le associazioni si preparano a scendere in piazza. 17 su 19 spingono perché l'accordo proposto dal governo diventi operativo così come previsto, risarcendo senza arbitrato chi abbia un reddito fino a 35.000 euro o un patrimonio mobiliare sotto i 100.000 euro. Io penso che sia stata un'importante vittoria perché alla fine la Commissione europea ha dato il via libera. La settimana prossima dovrebbe andare la modifica della norma primaria, quindi quella che è inserita in legge di bilancio, per recepire quelle che sono state le indicazioni della Commissione europea. Noi abbiamo calcolato che quasi il 90% dei risparmiatori potranno avere un ristoro immediato. Il
90% dei risparmiatori potrebbe avere un ristoro immediato e quindi veloce. E allora perché il DEF con le sue previsioni di spesa ipotizza un utilizzo delle risorse molto lento? Se c'è 1,5 miliardi di euro già a bilancio, perché destinare solo 75 milioni al fondo di ristoro nel 2019, 325 nel 2020 e 425 nel 2021? Perché questo contagocce? E si faccia subito il decreto, così oggi il governatore Zaia sulla questione del fondo truffato dalle banche. C'è chi fra i truffati chiede un suo intervento. Ma guardi, io lo faccio quotidiano nel chiedere quando verrà fatto sto decreto e soprattutto che sia in linea con le aspettative di tutti coloro che hanno perso tutto, sono 205.000 in Veneto. Spero vivamente, visto anche considerato che c'era una tornata elettorale, che ci sia velocissimamente il decreto, perché il decreto comunque dà risposta e il mantenimento degli impegni. Decreto però che si può fare perché questo governo, questo è bene che lo ricordiamo a beneficio del governo, ha stanziato più di 1 miliardata di euro a favore dei truffati. Ed intanto c'è rabbia tra i risparmiatori, sentiamo queste interviste realizzate oggi a Vicenza. Penso che su Vicenza purtroppo quello che è successo sulle banche abbia messo in difficoltà parecchi risparmiatori, parecchie famiglie. Solo questo perché comunque, diciamo così, si sono persi soldi veri. Il governo del cambiamento non ha cambiato niente. Mi pare che abbia cambiato poco, anche perché mi pare che abbia in mente ben altre cose. Alla fine siamo ancora qui ad attendere, con fiducia. È una tristezza, sul serio, veramente, è una vergogna. Siamo sempre penalizzati noi. Il governo del cambiamento ha deluso le aspettative. Ma hanno promesso tante cose e vediamo cosa riusciranno a fare. Se veramente riusciranno a rimborsare i truffati, secondo me, se riusciranno a avere solo pochi spiccioli. Io mi auguro che le persone vanno a prendere quei soldi, che mi dispiace perché lo so cosa vuol dire, perché ognuno da noi fatica tutti i giorni per averlo e viene qualcuno e se lo prende, credo che non è giusto quello. È una vergogna perché secondo me dovrebbero prendere i soldi da chi ha truffato. Non capisco, ma veramente non capisco perché non vanno a chiedere i soldi a loro, cioè quello che proprio non riesco a trovare una spiegazione in tutto ciò. Io conosco persone che avevano veramente anche parecchi soldini derivanti dalle attività di una vita e sono morti anche di crepacuore. Intanto lo dicono, poi si fanno i conti e solo così lo dicono per pubblicizzare, dopodiché fanno i conti e risulta che non vengono soddisfatti ciò che hanno, cioè non vengono messi a frutto ciò che hanno promesso, tutti uguali sono. Mi dispiace che siano stati derubati un sacco di persone. Il governo dovrebbe trovare una maggior coesione, una maggior determinazione e una maggior unità, perché i due vicepresidenti, almeno Salvini è decisivo in certe cose, quell'altro poveretto fa pena. L'annuncio stamane con parole durissime, l'europarlamentare Elisabetta Gardini lascia Forza Italia, il partito sempre più distante dagli elettori attacca, fanno credere a Berlusconi che sia un partito vivo, in realtà è in agonia, sentiamo. Dopo 15 anni la notizia di quelle che fanno rumore. Elisabetta Gardini, che aveva iniziato la sua carriera politica nel 2004 candidandosi proprio alle elezioni europee con Forza Italia, lascia improvvisamente il partito. Una decisione che però improvvisa non è e che arriva dopo una lunga riflessione e probabilmente molti bocconi amari. Chiedevo a gran voce, con proprio il cuore in mano, che si facesse qualche cosa per questo partito a cui ho dato, come tante persone, con veramente passione, e ritrovarsi invece in una scatola che non ha più anima, che ha cambiato completamente la ragione sociale, era nato per il cambiamento, era nato per portare il merito nel paese, era nato per tante cose che invece oggi non ci sono più. In pratica il suo primo appuntamento con le urne c'era stata 10 anni prima una candidatura con segni, le 34.000 preferenze raccolte in 4 settimane di campagna elettorale avevano convinto Silvio Berlusconi a nominarla portavoce nazionale di Forza Italia. Guardandosi indietro però il capogruppo uscente all'Europarlamento si accorge che nella sua visione ci sono stati troppi cambiamenti in peggio.
Tutti i messaggi che sto ricevendo sono con me, sono anche loro tristi per una vicenda che si è chiusa male. Tajani è il Terminator, il dottor Morte di questo partito, ha fatto delle liste su misura per se stesso, ha regalato il nord-est a un tedesco, non ho nulla contro il povero Herbert Dorf, una persona, voglio dire, affabile, un amico, ma certo non può chi rappresenta la minoranza sua di Bolzano rappresentare 22 province, perché di 22 province ha fatto il collegio. La Gardini chiede un confronto interno che non le viene concesso. Silvio Berlusconi come l'ha presa? E chi lo sente? C'è un cordone sanitario intorno a lui, io sono riuscita a vederlo l'ultima volta a fine gennaio, rincorrendolo. Curiosità inevitabile, quella sul suo futuro e su una candidatura europea. In questo momento devo dire non ho una prospettiva, però siccome la Pivetti, che doveva candidarsi con Mario Mauro in quel piccolo partitino, ha lasciato per candidarsi qui con Forza Italia, ho detto potremmo fare uno scambio, io vado a candidarmi con Mario Mauro e poi vediamo chi prende più voti, io o Irene. E continuiamo a parlare di elezioni europee perché è stata formalizzata la lista del Partito Democratico, in corsa anche 2 trevigiani, Antonio Calò che ha accolto in casa sua 6 migranti e l'ex senatrice Laura Puppato. Partito Democratico e Siamo Europei di Carlo Calenda, prima lista chiusa ufficialmente in vista delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo del 26 maggio. Calenda capolista, 4 veneti nei 15, l'ex sindaco di Vicenza Achille Variati, quarto dell'elenco, all'8° posto il trevigiano Antonio Silvio Calò, l'insegnante di liceo che ha aperto la sua casa a 6 migranti ed è stato per questo insignito del titolo di cittadino europeo del 2018. L'immigrazione è tema che l'Europa deve affrontare, dice, vista anche la crisi in corso in Libia che rischia di far ricominciare gli sbarchi sulle coste italiane. E allora a quel punto potrebbe diventare strumentale proprio questa cosa e diventerebbe strumentale nelle mani di alcuni partiti del governo attuale in funzione di una proprio elettorale. Questo sarebbe tristissimo perché vuol dire sulla pelle di queste persone, perché diciamocelo apertamente, sulla pelle di queste persone noi giocheremo una partita addirittura italiana ma anche europea. La vicentina Alessandra Moretti, consigliera regionale, occupa l'11ª posizione, 15ª l'ex sindaco di Montebelluna ed ex senatrice Laura Puppato, non nuova allo scenario europeo, che analizza una sfida complessa visto l'ampio bacino a cui si dovranno attingere le preferenze: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna. I sondaggi oggi, o comunque insomma le ipotesi di lavoro ci danno intorno al 20, 21, 22% e quindi probabilmente con soli 3 candidati che diventeranno nuovi parlamentari, europarlamentari. Ma forse questa è proprio la dimostrazione dell'amore che provo nei confronti di questa terra e di questo partito. Per cui penso che farò la mia sfida, la mia battaglia come è giusto, facendo conoscere l'importanza di esserci in Europa. Tanti mi hanno detto forza, complimenti, auguri. Bene, io gli ho detto lavoriamo insieme perché non c'è un'altra possibilità, c'è solo quella oggi di fare un voto consapevole e responsabile. Mose, all'indomani della scoperta delle fiamme gialle, il presidente Zaia si toglie qualche sassolino dalla scarpa mentre i legali di Galan negano l'esistenza di un tesoretto. Sentiamo. Su questa vicenda, ricordatelo sempre, perché c'è sempre qualche lazzarone che andrebbe punito, soprattutto nei social, che se c'è stato un partito che non ha avuto un avvisato, un arrestato, è stata la Lega in tutta questa vicenda, perché vedo anche esponenti di sinistra che fanno lezione. Vorrei ricordare che ne hanno avuti per tutti i magistrati il 4 giugno, 105 avvisi di garanzia tra avvisi e arresti, ma di leghisti neanche uno. Non parla della vicenda Mose dal 2014 il governatore Zaia, ma all'indomani della scoperta delle fiamme gialle veneziane sui fondi neri nei paradisi fiscali con 20 imprenditori veneti finiti nei guai e ancora una volta il nome di Giancarlo Galan, vuole sottolineare come allora in questi 5 anni non sia mai uscito il nome di un leghista coinvolto nella vicenda. Nel frattempo gli avvocati dell'ex governatore veneto hanno dichiarato che non esisterebbe alcun tesoretto. Possiamo escludere in maniera radicale che ci siano denari attribuibili a Galan all'estero, ha dichiarato Niccolò Ghedini, sulla stessa lunghezza d'onda del collega Franchini, che parla di suggestioni legate all'intercettazione ambientale in macchina nel 2014 tra Paolo Venuti, dello studio commercialista padovano, e la moglie risultata intestataria di un conto in Svizzera.
Quei soldi sono di Giancarlo, si dissero, riferendosi al 1,5 milioni di euro di cui non c'è ormai più traccia, ma l'interpretazione di quelle parole, secondo l'avvocato Franchini, si presta a svariate ipotesi. Sviluppi di cui i difensori si dicono all'oscuro, non essendo lui indagato. La cronaca, ora tragico incidente attorno alle 2 di questa notte a Chiesa Nuova nel Padovano a perdere la vita un giovane, sentiamo. Schianto mortale in via Vicenza, nella zona del cavalcavia Chiesa Nuova di Padova. Durante la notte una moto con 2 giovani a bordo si è scontrata frontalmente con un'utilitaria condotta da un 25enne. Il ragazzo di 24 anni alla guida della moto è morto sul colpo, mentre la ragazza 22enne che viaggiava sul sellino posteriore è ricoverata all'ospedale di Padova in gravi condizioni. Anche l'automobilista è rimasto ferito, mentre la dinamica è ancora al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto insieme ai sanitari del 118. I 3 giovani coinvolti sono residenti in provincia di Padova, in particolare il ragazzo che ha perso la vita è di Selvazzano. Luca ed Edith sono vivi in Italia per una visita. Un ministro del Burkina Faso ha dichiarato pubblicamente che i 2 giovani partiti da Vigonza e scomparsi nel nulla sono ancora in vita. Sentiamo. Il ministro della comunicazione del Burkina Faso non ha dubbi. Luca e Edith, i 2 ragazzi partiti da Vigonza il 15 dicembre scorso e poi spariti nel nulla, sono vivi. Secondo il politico africano, i giovani non sarebbero in pericolo di vita e si troverebbero attualmente fuori dal paese, probabilmente in Mali. Ora l'intelligence del Burkina Faso sarebbe al lavoro per identificare il luogo in cui sono tenuti prigionieri e per liberarli al più presto. La certezza che non siano stati uccisi verrebbe anche dal fatto che non sono mai stati trovati i corpi. Il governo del paese vorrebbe arrivare alla loro liberazione anche per dare un segnale positivo al mondo intero e dimostrare che vuole garantire la sicurezza di chi fa volontariato per aiutare lo sviluppo del Burkina Faso, paese tra i più poveri del mondo. Brutta sorpresa a Vicenza per 6 amministratori di maggioranza e minoranza che ieri sera, dopo essere tornati al parcheggio a recuperare le auto, dopo un'animata riunione del Consiglio Comunale, si sono ritrovati le vetture rigate e danneggiate. Sentiamo. A memoria a Vicenza non era mai capitato. Esordisce così Francesco Rucco, sindaco della città, raccontando ai giornalisti la notizia amara che 6 auto appartenenti ad altrettanti amministratori, tra cui il presidente del Consiglio Comunale e un assessore, sono state ritrovate rigate nel parcheggio riservato agli amministratori dopo il Consiglio Comunale di giovedì. Danni piuttosto ingenti alle carrozzerie, incise con chiavi o forse con un punteruolo, mentre per ore i 6, 5 rappresentanti di maggioranza, 1 dell'opposizione, affrontavano i problemi della città. Una mancanza di rispetto nei confronti degli amministratori che peraltro hanno passato pomeriggio e sera, tarda sera, a lavorare per la città. Devo dire che va agli amministratori colpiti dai danni dagli atti vandalici tutta la mia solidarietà e un invito comunque a questi personaggi che si rendono autori di questi atti a avere rispetto innanzitutto per le persone ma anche per la propria città di Vicenza. Un consiglio comunale che si è acceso, quello convocato giovedì a Palazzo Trissino, quando a prendere la parola è stato Giovanni Rolando, esponente del PD, che ha chiesto conto dei ritardi nella realizzazione della bretella dell'Albera con il sostegno di un gruppetto di presenti che ha esposto dei cartelli. Dal regolamento il presidente Valerio Sorrentino ha preteso il ritiro con la nascita di un vivace scambio di opinioni seguito dall'intervento della polizia locale. Per favore chiedo agli agenti di allontanare immediatamente quel signore. Lei non ne ha l'autorità, lei non ne ha. Lei altrimenti considero esaurito il suo tempo e passiamo alla domanda successiva. Oltre 6 ore di lavoro per gli amministratori vicentini chiamati a discutere di bilancio consuntivo e di piano antenne, finite per alcuni con un'amara sorpresa. Un parcheggio a cui si accede con un codice, incustodito e privo di telecamera, quello dei danneggiamenti. Tutti sanno in città chi è riservato e chi ha colpito la scorsa notte ha forse tirato nel mazzo tanto sulla maggioranza quanto sull'opposizione. Mi fa capire che evidentemente è un atto vandalico fine a se stesso, quindi
ancora più stupido rispetto già al fatto grave di per sé. In genere comunque credo che i toni debbano essere tenuti civili, bassi e rispettosi verso la nostra città. Ritengo questo, poi chiaramente ognuno ha il suo modo di fare politica, però scollegherei le tensioni della serata del Consiglio dal fatto vandalico di stanotte. Il Comune ha segnalato l'episodio alla Digos della Polizia che sta indagando. Telecamere private in zona ce ne sono molte. Nelle prossime ore si cercheranno di individuare i colpevoli. Girava per il centro storico di Verona fingendosi sordo e mostrando a tutti un falso certificato regionale per persone non udenti, chiedendo fondi per un centro di bambini poveri. In realtà il minorenne, un 17enne dell'Est Europa senza fissa dimora, puntava ad impietosire i passanti per raccogliere denaro. È stato fermato dagli agenti della Polizia Municipale impegnati in servizi antidegrado a tutela di residenti e turisti. Per la prima volta a Verona sono state applicate le nuove norme del decreto sicurezza che prevedono l'arresto da 3 a 6 mesi ed una multa da 3.000 a 6.000 euro per chi esercita l'accattonaggio simulando malattie, facendo ricorso a mezzi fraudolenti per destare pietà. Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco. Rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei TG di Antenna 3. Sposati da 55 anni, Emanuele e Fulgenzia, 80 anni lui, 85 lei, si sono ammalati contemporaneamente ed insieme sono stati ricoverati, sottoposti al medesimo intervento ed accolti nella stessa stanza di degenza. Tra qualche giorno, sempre insieme, verranno dimessi. È stata un'accoglienza e cura formato famiglia, quella resa alla coppia padovana all'ospedale Madre Teresa di Calcutta di Monselice. I due non camminavano più per via dell'artrosi dell'anca, così i clinici dell'unità operativa complessa di ortopedia, diretta dal dottor Gianluca Bisinella, hanno creato per loro un percorso personalizzato. È stata così allestita una stanza a 2 letti solo per loro, anche per ridurre il disorientamento che in tutti, soprattutto negli anziani, il soggiorno ospedaliero comporta. A Nervesa della Battaglia, ora set per un giorno della serie di Paolo Sorrentino, The New Pope. Vediamo. Dobbiamo ancora vedere qualcosa, sinceramente. Sono tutti quanti nascosti. Niente, aspettiamo. Siamo qua. Anche Sorrentino non sarebbe male, ma non penso che venga a mangiare da queste parti. Quindi aspettiamo. Chi aspettava questo piccolo grande evento, chi invece neanche se n'era accorto. D'altro canto, quello della nuova serie The New Pope del premio Oscar Paolo Sorrentino, protagonista Jude Law, qui a Nervesa è un set fantasma. Comparse le 400 selezionate al Continental, convocate alle 6 del mattino. Trucco e costumi all'ex scuola in centro, poi in pullman fino al Piave, poco lontano dal campo di volo. A segnalarlo un cartello e poco altro. Divieto assoluto di accesso, con tanto di alpini e polizia locale a garantire la privacy. Disagi ridotti al minimo e di certo compensati dal momento di notorietà di cui godranno questi paesaggi. Ben venga, penso che sia una cosa che fa piacere, penso anche sulle zone del Montello nostre qua, che abbiamo un po' di importanza, non solo le grandi città, no? È un avvenimento, un film bello, anche che non crea problemi, disagio a nessuno. Ben venga, insomma, ecco. Fa piacere, fa molto piacere, perché così si conosce anche questi posti qua che sono un po', dico io, non conosciuti, dunque è importante anche questo. Ritengo che questo sia un posto molto bello, anche se ha poche cose, ormai è bellissimo, basta vedere, non guardare, vedere bene. Scena dall'ambientazione invernale, quella prevista a Nervesa, l'area brulla del greto del fiume si prestava e il cielo ancor di più. Set top secret, curiosi tenuti alla larga, dal pomeriggio tutto finito. In cambio Nervesa incassa un'indiretta promozione del suo territorio, anche se c'è chi pensa che... Beh, credo di sì, diciamo, anche se il Prosecco fa già la sua parte, te capi? Subito dopo i TG torna anche stasera 20:10, questa sera ospiti in studio Raffaele Baratto di Forza Italia e Giovanni Zorzi, segretario provinciale del PD di Treviso. È tutto, io vi lascio come sempre in chiusura alle previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento meteo. Ci attende un sabato ancora piuttosto grigio sulle nostre regioni e non si esclude anche una lieve instabilità, ma vediamo il dettaglio del 13 aprile.
Sulle Veneto il cielo sarà a tratti coperto, anche se non mancherà qualche schiarita più soleggiata. Con il passare delle ore saranno possibili dei piovaschi, specie sui settori montuosi. Temperature minime tra 7 e 9 gradi, massime comprese invece tra 13 e 16 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il cielo sarà molto nuvoloso ma in genere sarà più asciutto al mattino. Dal pomeriggio qualche precipitazione sparsa, in genere di debole intensità, sarà possibile un po' dappertutto. Temperature minime tra 7 e 8 gradi, massime tra 11 e 14 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Andrà meglio nella prima parte della giornata, successivamente avremo nubi in aumento, anche con isolati rovesci via via più diffusi entro la serata. Temperature minime tra 6 e 10 gradi, massime sui 17 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.